Ben ritrovati cari telespettatori, buon anno a tutti e ben arrivati anche ai nostri graditissimi ospiti. Ve li presento subito, abbiamo qui con noi, prima le signore, mi permetta, Barbara Manfrin che è vicepresidente regionale di FIAIP Veneto, grazie di essere qui con Buongiorno noi. Elena e buon anno a tutti. E Gianluca Savoia, presidente, Presidente FIAIP Veneto, stiamo parlando di agenti immobiliari, ben arrivato anche a lei. Grazie per l'invito e buon anno. E allora è d'obbligo, è doveroso iniziare l'anno parlando in senso positivo del settore immobiliare, però valutando anche le possibili criticità. Tante persone hanno delle trattative in corso trascinate dall'anno precedente, c'è chi invece guarda con entusiasmo la possibilità dell'acquisto di un'alienazione, di una locazione di un immobile. È sempre un passo molto importante nella vita delle persone, ma bisogna farlo con grande consapevolezza. E poi parliamo della professione dell'agente immobiliare, che sappiamo è una professione che è diventata, in virtù anche di certi programmi televisivi così nel nazionale, una professione ambita e incuriosisce anche i più giovani, quindi vedremo diversi versanti della situazione, se il tempo ce lo concederà, di parlare di un po' di tutto. Allora, innanzitutto mi rivolgo a lei Presidente, che viene da Verona, un territorio molto interessante, mentre Barbara Manfrin, Padova, zona di Padova, è stata Presidente per molto tempo FIAIP Padova. E ci racconti innanzitutto un nuovo direttivo per quel che riguarda l'associazione e proprio due parole per chi magari non ci ha seguito nel tempo, che cos'è FIAIP? Allora, innanzitutto il nuovo direttivo regionale si è prefissato degli obiettivi molto importanti, abbiamo un'agenda veramente fitta di impegni che ci vedono e ci vedranno impegnati nel prossimo quadriennio in modo molto sostanziale per quanto riguarda la collettività, perché è un aspetto su cui noi basiamo fondamentalmente anche il nostro percorso prossimo futuro, e per quanto riguarda le istituzioni. FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, è un'associazione di categoria, è un'associazione che quest'anno compierà i suoi primi 50 anni, quindi un'associazione... È una bella storia comunque. Quindi una storia importante, una storia che ci ha visti protagonisti per tutti questi anni, facendo sindacato e quindi facendo comprendere sul territorio cosa vuol dire il ruolo dell'agente immobiliare e creando anche tutti quei presupposti con le istituzioni nell'ambito politico, perché da molti anni la politica ci ascolta e quindi crede anche in quelle che sono le nostre considerazioni, toccando quotidianamente il mercato dal vivo. Infatti questa è una cosa importante, perché la categoria riesce a farsi portatrice di quelle che sono le istanze di un settore che altrimenti potrebbe essere silente, e invece ci sono delle criticità di cui voi vi fate portatori, insomma, con le istituzioni, giusto? Ci sono delle criticità, guardi, quando premessa parlavo di un ruolo importante che dovremmo avere con la collettività e le istituzioni, un dato fra tutti, le più numerose cause legali nell'ambito immobiliare sono quelle che vedono la gestione diretta fra i privati. Questo perché anche laddove c'è la buona fede tra le parti non sempre si ha quell'abilità, quella conoscenza di poter affrontare una trattativa toccando tutte le tematiche, che sono molteplici, perché forse a volte l'utente, il consumatore non si rende conto che la vendita e l'acquisto di un immobile presuppone una conoscenza fondamentale nel circuito della transazione complessiva. E quindi l'agente immobiliare è la figura idonea perché metta serenità e tranquillità tra le parti con le sue conoscenze. E il fatto di studiare ad esempio un fascicolo dall'inizio significa proprio portare nella tranquillità massima le parti fino alla conclusione, quindi fino al rogito notarile. Quindi tutti i controlli urbanistici, catastali, edilizi, ipotecari, condominiali, di provenienza. C'è un mondo in una transazione. Dopodiché non dimentichiamoci
che l'agente immobiliare è anche la figura più idonea a fare la valutazione dell'immobile rispetto ai valori più congrui di mercato, perché vero è che oggi anche la tecnologia, il mondo del web aiuta il consumatore a comprendere quello che è un mondo di valutazioni, però la figura professionale è quella che ti conduce nel binario migliore. Secondo punto, l'aspetto sociale. Perché... Infatti l'aspetto sociale volevo sentire che me lo dicesse la vicepresidente, poi torniamo su queste cose perché sono questioni abbastanza spinose. Un ruolo sociale che voi avete, lei l'ha sempre detto, anche durante la sua presidenza padovana, ma cosa vuol dire sostanzialmente? Facciamolo capire a chi c'è, ai nostri telespettatori. Perché allora, il ruolo sociale che noi abbiamo è un ruolo di grande importanza. Ma soprattutto cioè, che cosa lei sente di non essere che voi non siete compresi in quello che fate, tale per cui, come diceva il Presidente, allora si fa fatica a far percepire, e quindi i nostri presupposti per il futuro sono proprio obiettivi, sono proprio questi, di continuare a trasmettere l'importanza dell'intervento di un bravo agente immobiliare. Quindi un professionista con la P maiuscola, perché la maggior parte dei clienti che con la quale noi interagiamo, quando si rivolgono ad un'agenzia per dare l'incarico di vendita dell'immobile, nel momento in cui noi cominciamo a chiedere tutta una serie di documentazione, le risposte sono, e credo che il Presidente Savoia mi possa confermare, è tutto a posto. Mio padre, mio zio, mio nonno... era uno preciso, è sempre tutto a posto. Poi ovviamente dobbiamo cercare con molta, calma di riuscire a trasmettere, la fiducia nel cliente, cioè di affidarsi completamente a noi e di far capire che tutte queste verifiche sono necessarie. Nel momento in cui comincia, a crollare qualcosina, perché qualcosina, ed è sempre così, non è mai tutto a posto. Perché le leggi sono tante. Ma perché certo, ma perché negli anni, è un mondo che si è completamente stravolto, quindi per noi è molto difficile riuscire a far trasmettere il nostro ruolo e l'importanza, come diceva il Presidente, di avere un agente professionale che segua tutta la vendita. Cioè pagare la provvigione non è un risparmio di soldi, ma molto spesso può essere fare una trattativa tra privati, assolutamente spendere molti più soldi. Esatto, e qui ci rilasciamo al discorso delle tante cause che possono insorgere, questo è un altro problema enorme. Ecco, lei ha toccato una nota spinosa, perché so chi ci ascolta magari può dire, ecco la questione, la provvigione. Allora, la provvigione è dovuta alla gente perché svolge un lavoro di supporto, consulenza, che può essere anche molto faticoso, no? Perché non è detto che tutto sia a posto, tutti i documenti siano a posto. E quindi voi agenti, lo dico prima a lei Presidente, dopo anche a lei Vicepresidente, che cosa fate sostanzialmente? Perché i cittadini tanto dicono, do questa provvigione che, se adesso mi dirà le percentuali, quali sono quelle percentuali in cui si muovono, in Veneto ovviamente le provvigioni congrue, perché tante volte le persone anche dicono, ma è giusto chiedere questo, cosa dovrebbe chiedere, vale in tutta Italia, io ho venduto da una parte, c'era richiesto, ci spieghi questo, e poi che cosa fa la gente sostanzialmente? Allora, partiamo da cosa fa la gente, perché come ho detto poco fa, credo che si sia percepito che un agente immobiliare preparato e qualificato, e voglio sottolineare questo aspetto. Dopo ci torniamo su questa cosa qua. Quando si parla di professionisti devi avere alla fonte queste caratteristiche. Vorrei ritoccare però, così poi affronto anche la risposta in modo più completo, anche la parte del sociale che la Vicepresidente Mamprina ha toccato benissimo, ma la voglio un attimo risottolineare con un paio di aspetti, non dimenticando ad esempio che l'agente immobiliare è quella figura che riesce a tracciare quelle mediane, quei punti di equilibrio che spesso le parti non riuscirebbero ad affrontare da sole. Cioè cerca un mediatore praticamente. Noi facciamo intermediazione immobiliare e quindi nel nostro DNA c'è proprio anche chiaramente la volontà di trovare le mediane che sono le più corrette.
Questo è un aspetto fondamentale. Quando si parla di sociale, oltretutto, si parla anche di aiutare le persone che molto spesso da sole non riuscirebbero a trovare comunque una finalità. Quindi cosa vuol dire pagare una provvigione? Beh, vuol dire pagare un professionista che ti ha seguito dall'inizio e quindi da un controllo generale di tutta la documentazione, al fatto quindi che con serenità ti deve condurre a rogito, è il fatto che ti abbia condotto su una trattativa economicamente parlando corretta, e questo vale sia per la parte venditrice che per la parte acquirente, perché anche l'aspetto economico non è da sottovalutare. E quindi, come si diceva in precedenza, chi è la figura più idonea a poter fare una valutazione obiettiva? Rimane comunque l'agente immobiliare. Quindi tutte queste motivazioni, che sono obiettivamente molte, portano chiaramente a un risultato che poi deve essere anche di natura economica, e quindi a un pagamento corretto di una provvigione, le cui percentuali, che non sono tecnicamente stabilite da una legge. Ecco, questo è importante dirlo perché magari non tutti ne sono a conoscenza. Non è stabilito, non esiste legge che stabilisca dei parametri. Per il semplice motivo che la nostra categoria non ha un albo professionale e quindi come tale non c'è una norma che regola o disciplini comunque delle parcelle che possono avere un minimo e un massimo. Diciamo che nella tendenza nazionale in una compravendita si chiede normalmente il 3% più IVA da ambo le parti, salvo il fatto che poi ci possono essere degli accordi che possono essere più bassi o anche più alti a seconda chiaramente della tipologia della compravendita. Comunque ci siamo più o meno, abbiamo risposto anche a un quesito di un telespettatore che appunto ci chiedeva un po' di chiarezza. Un attimo solo che è arrivato un messaggio, se magari dalla regia riescono a rimettere in onda, che non sono riuscita a leggerlo. Un carissimo saluto alla signora Barbara, che mi ha venduto oramai anni fa la casa in cui vivo, molto professionale e attenta. Ti ringrazio tanto. Anna da Padova. Beh, ecco, queste sono le soddisfazioni. Esatto. Queste sono le soddisfazioni, comprendere la professionalità. Che arrivano prima di tutto, credo, giusto? Ma guarda, io ringrazio per Barbara, questa telespettatrice, perché ha fatto un complimento alla vicepresidenza veramente gratificante, con il cuore. Ecco, quindi queste sono poi le cose belle che noi ci aspettiamo nella quotidianità, ma guardi, non è niente di nuovo, se vogliamo, per chi lavora in modo corretto e professionale, perché le gratificazioni per fortuna ci sono in modo costante. No, assolutamente. Ecco, tra le criticità che tante volte si trascurano e che invece un agente deve riuscire a cogliere, quindi le difficoltà anche della vostra professione, quali sono principalmente? Beh, soprattutto oggi anche il reperire tutta la documentazione, perché comunque reperire tutta la documentazione, quindi partire e fare la storia dell'immobile, quindi ci sono clienti che molto spesso non hanno neanche gli atti di compravendita, perché magari immobili ricevuti per successione, un'eredità, e non hanno, quindi iniziare a reperire prima di tutto questo, poi iniziare con tutta una serie, voglio dire, di controlli a livello l'iter urbanistico, catastale e lo stato dei luoghi. Quindi se anche una persona non ha tutti i documenti per una questione di per n ragioni, si affida a noi, l'agenzia può qualche gestiamo modo, tutta questa situazione. Quindi è possibile farlo? Assolutamente sì. Quindi la difficoltà di documentale è una difficoltà oggettiva. Ecco, ovvio che per noi ovviamente sappiamo quali, voglio dire, porticine ad andare a bussare, per cui sappiamo a chi rivolgersi, con che modalità, e quindi riusciamo anche a ridurre tutte le tempistiche che una persona, il classico utente, non è abituato, perché giustamente non gli compete, e farebbe molta più fatica. Assolutamente. Torniamo su questi temi che sono estremamente importanti e interessanti, poi ne affrontiamo anche altri, poi supportati anche eventualmente dalle domande che volete fare. Ovvio che se dopo termina la trasmissione non facciamo in tempo a mettere in onda le vostre domande, le potrete fare direttamente telefonando alla FIAIP, giusto? Corretto. Ecco, carico di lavoro ulteriore. Tra poco pubblicità.